Si è conclusa a Siracusa la quarta edizione del Coffee Show Latte Art, svoltasi domenica 5 ottobre 2014 presso il centro commerciale I Papiri. La manifestazione, organizzata da Gaetano Bongiovanni, presidente dell'Associazione Culturale Enogastronomica Mangiare Bene e Non Solo, in collaborazione con SCAE, è stata patrocinata dal SIGEP Ente Fiera Rimini, dal Comune di Siracusa, dall'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento regionale dell'Agricoltura, da Confcooperative, da Confcommercio, da CNA, Siracusa Turismo e Nivarata. La giornata è iniziata con la tradizionale apertura dello champagne, eseguita con la tecnica del sabrage dal delegato AIS Alessandro Carruba e da Simone Iacono. Per il secondo anno consecutivo, Siracusa ha ospitato una tappa di selezione dei campionati nazionali di Latte Art. La finale si terrà a Rimini, a gennaio, in occasione del SIGEP 2015. A trionfare il giovane barista parmense Luca Primiani, il quale, oltre a meritare l'accesso diretto alla finale, si è aggiudicato anche il premio Fabbri Premi il Futuro. Con 213. Non ho sentito. 213,5 vince la tappa di Siracusa Luca Primiani. Il premio speciale Cappuccino Siciliano, riservato ad un barista siciliano che ha utilizzato caffè e latte siciliani, è stato conquistato dal siracusano Giuseppe Fiorini, premiato anche dalla delegazione maltese con la targa ricordo Malta Siracusa. Ma c'è un altro premio che dobbiamo dare, che è il premio del cappuccino migliore siciliano, scusatemi, quindi addirittura siciliano, che vince Giuseppe Fiorini. Il trofeo è stato offerto da Latte Sole, azienda con sede in Catania, prima azienda in Sicilia per notorietà e riconoscibilità del marchio, nel sostegno del settore caseario regionale. Ai vincitori e a tutti i partecipanti alla gara sono stati consegnati omaggi, materiale pubblicitario e gadget da parte degli sponsor, tra cui il libro Coffee Makers della collezione Enrico Moltoni, consegnato alla terza classificata Elisa Urdic. Le macchine da caffè utilizzate durante la competizione, DC Pro a 2 gruppi, sono state messe a disposizione dalla ditta Dalla Corte, azienda leader sul mercato e sponsor tecnico della manifestazione.
I macinadosatori Malkonig, utilizzati anche in sede di campionati nazionali ed internazionali, sono stati messi a disposizione da DM Italia, azienda che importa e distribuisce in esclusiva l'antico marchio tedesco produttore di macina caffè. Le tazze modello favorita 270 ml, usate in fase di campionato, sono state fornite da ANCAP, sponsor ufficiale del campionato mondiale di latte art. Motta Metallurgica ha invece fornito le lattiere in acciaio inox utilizzate durante la gara. Nel corner dalla corte si è potuto assistere a delle sessioni di degustazione guidate a differenti temperature di estrazione sotto la supervisione di Andrea Matarangolo. Utilizzando delle miscele pregiate 100% arabica fornite da Isto Caffè, moderna e dinamica torrefazione siciliana che vuole diffondere la cultura del caffè creando miscele di elevata qualità in grado di soddisfare le esigenze di chi sceglie un buon espresso. Al pubblico è stata inoltre data la possibilità di degustare il caffè Huehuetenango del Guatemala, presidio Slow Food, noto per le sue caratteristiche organolettiche e per l'impegno sociale che lo contraddistingue. Protagonisti dell'evento sono stati, come nelle precedenti edizioni, i campioni nazionali Andrea Antonelli e Chiara Bergonzi, i quali, oltre ad assistere i baristi nella fase della competizione, hanno illustrato al pubblico presente le varie tecniche per la preparazione di cappuccini decorati, dedicando particolare attenzione alla sanificazione e alla manutenzione della macchina da caffè, fondamentali per ottenere un buon espresso. I prodotti utilizzati per la sanificazione e la pulizia sono stati offerti da Pulicaf, azienda leader nel mondo in detergenti tecnologici applicati, che fonda le proprie radici nella qualità e nell'innovazione. La vasta gamma di prodotti soddisfa tutte le esigenze per la pulizia di macchine da caffè professionali, cappuccinatori e molto altro. Da sottolineare l'importanza dei filtri e delle cartucce BVT, numero 1 in Europa per la tecnologia dell'acqua, utilizzati anche in questa sede per ottimizzare il rendimento delle macchine da caffè ed ottenere un prodotto a dir poco eccellente. Spettacolare la performance della campionessa italiana di latte art Chiara Bergonzi, medaglia d'argento ai mondiali di Melbourne, che ha deliziato il pubblico realizzando cappuccini decorati dalle forme particolarmente complesse e fantasiose. Nell'ambito della giornata sono state molteplici le iniziative che hanno attratto un numeroso pubblico. Intrattenimenti musicali e danzanti, esibizioni di flambage a cura dell'Imar, flare bartending, sabrage, decorazioni e sculture vegetali, preparazione di cocktail molecolari, cooking chef, dimostrazioni di make-up artistico,
degustazioni di vini a cura dell'AIS, Associazione Italiana Sommelier. E dell'ONAV, Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vini. Degustazione di prodotti tipici del territorio e molto altro ancora. Nello spazio riservato alla FID, i barman accreditati hanno creato gustosissimi cocktail, utilizzando anche gli sciroppi e i topping messi a disposizione dalla Fabbri 1905, azienda alimentare italiana operante nel settore dolciario, della gelateria e della pasticceria. La squadra di pizzaioli acrobatici, capitanati da Giuseppe Lombardo, si è esibita in vere e proprie acrobazie, attirando la curiosità e l'attenzione del pubblico. Nella conferenza Educatori di gusto, tenuta a cura della SOAT di Siracusa, e alla presenza del dottor Maurizio Scollo, si è trattato il tema delle tipicità alimentari. L'argomento è stato approfondito con il professore Giovanni Fichera, che oltre a relazionare ha presentato le sue ultime opere letterarie, Quattro salti nella padella della memoria e Giuggiole. Di particolare effetto sono state le demo di Cake Design, tradotte per la prima volta in LIS, la lingua dei segni, dando così la possibilità anche alle persone affette da disturbi uditivi di apprendere le tecniche del cake design. Un'iniziativa unica nel suo genere, resa possibile grazie alla collaborazione di Bernadette Lobianco nell'ambito del progetto Siracusa per tutti. Le vetrine del centro commerciale sono state arricchite dalle meravigliose torte realizzate dalle cake designer che hanno partecipato alla Coffee Cake Competition. Anche quest'anno le associazioni di categoria presenti all'evento hanno illustrato al pubblico le loro attività e i corsi in programma, intrattenendo il pubblico con degustazioni e dimostrazioni varie. Il servizio di accoglienza e di supporto alla manifestazione è stato magistralmente svolto dagli alunni dell'Istituto Federico II di Svevia di Siracusa, coordinati dai professori Davide Maieli, Roberto Donzella, Benedetto Guidera e Nunzio Intagliata. Una giornata dedicata al mondo del caffè e dell'enogastronomia, resa possibile grazie alla presenza degli sponsor, a cui vanno i più sentiti ringraziamenti per aver creduto in questo progetto. Arrivederci alla prossima edizione.